Sì, non basta ricordarla, ci è stato consegnato un paese libero e a noi sta la responsabilità di custodirla questa libertà attraverso certamente comportamenti che possono evitare le guerre che hanno flagellato anche la nostra città, però ho voluto anche ricordare che poi la pace passa dai comportamenti anche i più piccoli di ognuno di noi, dal linguaggio quotidiano, in particolare chi ha dei ruoli di responsabilità, e quindi ho voluto citare degli esempi virtuosi da questo punto di vista che hanno portato avanti delle battaglie pur mantenendo un comportamento ligio, corretto, educato e rispettoso. Insomma, da De Gasperi a Pertini sono solo due esempi per allargare a Martin Luther King, Mandela, Papa Leone, Papa Francesco, Papa Giovanni. Insomma, con l'esempio e col buon comportamento si può cambiare la storia del mondo, ci è già stato dimostrato in passato e credo che oggi noi non dobbiamo affidarci alla violenza, alla superiorità, all'umiliazione nei confronti dei cosiddetti nemici. Quindi insomma è stato un appello molto legato al presente, proiettato al futuro con delle radici ben salde sul passato.